Nella sala delle conferenze a TVO, alla presenza dei vertici aziendali della società, è stato consegnato il premio Silvio Ferrari allo studente più meritevole del centro di formazione professionale della provincia presente a San Donà di Piave. Durante la cerimonia è stata ricordata la figura di Silvio Ferrari, a cui il premio è dedicato. Per me era una persona speciale, siamo stati quasi 30 anni assieme, non abbiamo fatto tempo di festeggiare i 25 anni di matrimonio perché è mancato un mese prima. Una persona soprattutto molto attaccata al suo lavoro, perché metteva prima il lavoro e poi la famiglia, forse perché io ero a casa e quindi si sentiva abbastanza tranquillo. E quindi questa borsa di studio per me è una cosa grandissima, soprattutto perché si ricordano ancora di lui. Poi adesso qui c'è un altro ricordo di mio marito e quindi mi fa piacere. Il premio è stato assegnato ad uno studente che nel corso dell'ultimo anno si è prodigato negli studi raggiungendo risultati importanti. Qui noi andiamo a premiare l'eccellenza degli studenti in un settore che è quello, chiamiamolo dell'artigianato, della manualità. A me fa solo che piacere vedere molti giovani che vogliono tornare a fare gli artigiani. Vanno però aiutati, perché oggi oserei dire non c'è grande aiuto. Allora, la borsa di studio di oggi è un piccolo aiuto, però è un piccolo segnale. Bisogna fare in modo che questi giovani amino la loro manualità, cerchino di riappropriarsi della nostra grande tradizione manufatturiera e artigianale, perché l'Italia è conosciuta nel mondo per questo. L'ambita borsa di studio è stata consegnata nelle mani dello studente direttamente dalla vedova Ferrari. Il presidente della TVO ha sottolineato i valori del lavoro e della dignità delle persone, evidenziando che l'assegnazione di questo premio vuole essere un incentivo all'impegno dei giovani nel guardare il mondo con occhi nuovi. È stata inoltre evidenziata l'importanza delle attività artigianali che rappresentano una risorsa per l'intero territorio. È una festa per tutti noi perché questo premio viene consegnato al ragazzo che più se l'è meritato durante il precedente anno scolastico, ma ovviamente è una festa anche per la scuola perché si festeggia i risultati, gli obiettivi che noi cerchiamo durante tutto l'anno di inculcare ai ragazzi. Negli ultimi anni diciamo che abbiamo avuto sempre premiato ragazzi che teoricamente sono stranieri, ma come nel caso di oggi, da 15 anni in Italia, quindi è un rumeno che si è assolutamente integrato e avendo chiari gli obiettivi anche di professionalità, di studio, ha superato abbondantemente ogni aspettativa.